Bene, buonasera a tutti, mi presento, io sono Angela Colmellere, sindaco di Miani, come è stato appunto anticipato dal collega di Codogné. Mi è stato chiesto di essere presente questa sera a questo tavolo del Comitato Referendario per l'Indipendenza del Veneto e sono qui molto volentieri per portarvi la mia esperienza da sindaco e la mia esperienza da assessore al sociale, cosa che ero anche prima di diventare sindaco. Infatti la mia esperienza inizia nel 2005, si è conclusa nel 2009 da assessore, per poi ricominciare da sindaco dal 2009 fino al prossimo anno in cui andrò in scadenza. I problemi che affliggono noi amministratori sono pressoché identici, infatti sentir parlare me oppure sentir parlare il collega di Codogné è come sentire la stessa lingua, le problematiche sono le stesse, i problemi che abbiamo noi sono i medesimi e purtroppo quello che non abbiamo in comune sono i mezzi per poter far fronte a questa situazione piuttosto drammatica. Parlo di sociale perché spesso e volentieri è un ambito che non si affronta così tanto, perché lo si dà per scontato forse, però sappiate che in un'amministrazione di un comune questo è l'aspetto più latente ed è veramente anche quello più complesso da gestire e poi proprio anche da affrontare sia in termini di problematicità e anche in termini economici, perché aiutare le persone in difficoltà non è che sia a costo zero, anzi, e questo purtroppo per i piccoli comuni ora come ora è un grosso problema e un grosso peso da portare con sé. Comune di Miane, per chi non lo conosce, parlo di Gigetto, parlo di Festa dei Maroni, perché di solito conoscono più questi due eventi che il comune in sé per sé, che è un comune piccolo perché siamo con meno di 4.000 abitanti, è un comune appunto nella Pedemontana, con un'alta percentuale di anziani e di extracomunitari che appunto si erano stabiliti lì perché c'erano delle aziende che lavoravano, quindi dove potevano essere occupati, persone che appunto attualmente non hanno più il lavoro. Questi stranieri si sono portati con sé i propri parenti, quindi abbiamo tutta la parte anche relativa al ricongiungimento, e poi ci sono i nuovi arrivati, quelli che sono qui in cerca di fortuna. Ma io adesso non voglio tediarvi con tutte queste cose, voglio semplicemente portarvi degli esempi pratici che vi facciano capire dove noi mettiamo le mani in sé e per sé. Vi porto un caso che è quello che appunto mi ha occupato in questi giorni e anche in questi mesi. Riguarda gli stranieri, ma non perché ci siano dei pregiudizi, ma soltanto per farvi capire che questo ambito, ripeto, costa e noi non abbiamo più i mezzi per poter far fronte a questa necessità. Questo è il problema. Mi arriva una famiglia, lasciatemi il termine, sgangherata, dal Marocco. Un nonno con un figlio, con un nipote, scusate, di 15 anni. Bene, questo ragazzo comincia ad essere accolto a scuola perché è un obbligo per loro frequentare la scuola. La scuola lo segnala, la segnalazione arriva dall'assistente sociale, di conseguenza al tribunale. Perché? Perché il nonno non era in grado di badare al sostentamento di questo ragazzo, non era in grado proprio di badare alla sua educazione e alla sua formazione. Quindi non aveva i genitori lui e per la legge figura come un minore non accompagnato. Di chi è? Del sindaco del comune, soprattutto se il decreto del tribunale dice che appunto i servizi sociali devono farsene carico. Ecco, noi ci siamo presi appunto questo caso, l'abbiamo seguito, abbiamo inserito questo ragazzo in una famiglia affidataria, l'abbiamo iscritto a scuola, abbiamo permesso lui di concludere il suo iter scolastico. Considerate che, giusto per ricordare, è vero che esiste un ISE, quindi un regolamento anche riguardo ai servizi sociali dove si vanno
a definire le fasce appunto di minor reddito, quelle che hanno appunto devono avere appunto diritto alle agevolazioni. Noi comunque abbiamo deciso che per il nostro regolamento alle famiglie affidatarie viene corrisposto un assegno mensile di 490 euro per tenersi un ragazzino in casa per un mese. Bene, questo ragazzo è stato messo in questa famiglia. Notasi che la legge, proprio se questo ragazzo ha 15 anni e quindi è nella fascia tra 15 e 18, l'affidamento, sindaco, non smentirmi, vale doppio. Quindi non più 490 ma il doppio. Quindi il comune deve dare alla famiglia affidataria il doppio. Bene, noi l'abbiamo fatto studiare. Il nonno va in Marocco. Nel frattempo il ragazzo è rimasto qui, gli abbiamo trovato un lavoro e adesso è indipendente. Il nonno va in Marocco e 2 settimane fa ci ritorna con un altro bambino di 5 anni. 5 anni. Bene, il comune non ce la fa più a doversi accollare anche questo, perché questa è una strategia. Arrivano qui, figurano come minori non accompagnati, qualcuno deve pur guardare loro, pagare per loro, e quindi le nostre comunità. Io ricordo che nel mio comune, pur essendo un comune, l'ho sottolineato prima, di 4.000 abitanti, noi abbiamo ben 13 casi di affido, metà stranieri, metà italiani. Fate voi i conti riguardo appunto quello che vi ho detto voi prima. 2 ragazzi sono in comunità e le comunità costano dai 1.500